L'acqua era veramente, la pioggia era veramente torrenziale, veramente spaventoso, ecco, da vedere e anche da viverci. Lei è Iva Antonello e vive in via Casebianche a Santa Maria di Cittadella, frazione particolarmente interessata, assieme alla zona di Facca, dalla pioggia scrosciante di giovedì sera. Acqua ovunque, fango ovunque, i fiumi, i canali sono tracimati invadendo le strade e le case. Il comune, volontari, protezione civile e vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, così come i residenti che si sono trovati l'acqua sporca in casa. Tutto in poche ore di paura. Il sindaco Piero Bona ha parlato di un evento tragico. Un evento che non si è mai visto. Normalmente sì, abbiamo qualche zona che soffre un po' di allagamenti quando c'è la classica bomba d'acqua, ma qui la situazione era veramente tragica. Era violenza con cui, esattamente, è stato ha tracimato tutto e qui è arrivata proprio Fango anche. fango. Quella è la cosa peggiore. Peggiore fango, sì, tutti legni, senza contare i vermi, i pesci. Una delle questioni sollevate dalle residenti è relativa ad alcuni lavori di manutenzione che sarebbero stati fatti nel canale vicino alla casa allagata, che secondo loro avrebbero accentuato la problematica. Quest'argine qua era tutto alberato e già quello teneva molto, capisce? Loro dicono di no, che anzi togliendo là hanno fatto che prima l'acqua non entrava magari di là, andava sul bosco di là e adesso entra tutta di qua. E dopo non le dico la puzza, insomma il disagio di questa notte, insomma ecco. Io, mio figlio e mia nuora abbiamo continuato a buttare fuori acqua, ma tantissima. Una cosa del genere non si è mai verificata. No, bisogna dirlo questo, in effetti. Già una ventina d'anni fa c'è stato un altro allagamento, sempre in questa zona, però molto diversa. C'era una cosa pazzesca stanotte, pazzesca.